La Fondazione Abertis nasce nel 1999 come una possibile risposta alla responsabilità sociale corporativa di Abertis. La Fondazione sceglie come sede una fortezza che ha alle sue spalle 2500 anni di storia. Il castello di Castellet è la sede della fondazione e forma parte del DNA del gruppo Abertis. Sito nel Parco Naturale del Foix, nei pressi di Barcellona, questo castello rappresenta il binomio perfetto tra natura e cultura. Fin dall'epoca ibero-romana, la fortezza ha svolto mansioni di vigilanza e protezione di vie di comunicazione, la via Erculea e la via Augusta, ossia l'attuale autostrada AP7. Nel 1999 Abertis ha acquistato il castello di Castellet, che si trovava in uno stato di rovina, e ha condotto un profondo intervento di ristrutturazione. Oggi, grazie alla volontà di trasformarlo in un centro capace di accogliere e diffondere idee, il castello ospita attività per la comunità, come giornate scientifiche, conferenze e sedute di lavoro. Lo spazio viene inoltre ceduto in uso ad altre organizzazioni non a scopo di lucro. Un esempio della vitalità sociale e culturale del castello è dato dall'uso che ne fanno varie organizzazioni di prestigio, come la Croce Rossa, la Fundación Carolina, la Fondazione Catalunya Europa, la Casa de América ed altre. Nuestra asociación los formadores y potencialidad. Il principale obiettivo della Fondazione è promuovere la ricerca sulla ripercussione delle infrastrutture sul territorio. Il suo interesse si focalizza su alcune tematiche basilari, quali l'economia, la demografia e l'ambiente naturale. Durante questi 10 anni di attività, la Fondazione ha appoggiato molte ricerche in collaborazione con università e altre istituzioni accademiche. Allo scopo di diffondere le conoscenze acquisite mediante i lavori di ricerca, la Fondazione organizza giornate scientifiche e pubblica libri sugli studi realizzati e sulle giornate proposte. Tutte le edizioni scientifiche e gli interventi delle giornate si possono ottenere mediante la pagina web della Fondazione. Il programma di sicurezza stradale promosso dalla Fondazione Abertis costituisce la prova migliore del ruolo di leadership
portata avanti dall'ente nel miglioramento della mobilità e della sicurezza di conducenti e pedoni. Tale iniziativa rientra nell'ambito degli interventi avviati da Abertis a favore della qualità della vita delle persone. Il programma è articolato su 4 grandi linee d'azione: educazione stradale, ricerca, giornate tecniche e divulgazione. Il programma di educazione stradale nelle scuole ha raggiunto più di 100.000 alunni di tutta la Spagna. La Fondazione organizza con regolarità seminari e simposi con i principali esperti e responsabili della sicurezza stradale. In questa materia di divulgazione, inoltre, vengono condotte campagne di sensibilizzazione e operazioni di informazione attraverso i mezzi di comunicazione. La Fondazione promuove conferenze, atti culturali e diverse manifestazioni artistiche. Offre inoltre il proprio appoggio al Centro Nazionale di Ricerche Cardiovascolari presieduto dal dottor Valentí Fuster. Il castello è uno spazio di primo piano nella vita culturale del comune a cui appartiene, ossia Castellet i la Gornal. Inoltre apre le sue porte alle visite guidate durante il fine settimana. La Fondazione ha ereditato dalle aziende che nell'attualità fanno parte del gruppo Abertis la sua sensibilità per il patrimonio storico ed artistico. Per tale ragione porta a termine interventi di promozione e diffusione del patrimonio con il fine di avvicinare la cultura al grande pubblico. La Fondazione ha anche promosso 7 giornate sulla gestione del patrimonio sostenibile, l'ultima delle quali è stata organizzata nella sede dell'UNESCO a Parigi. La història de la Fundació és una història que entusiasma. Hem fet coses i sabem que en podem fer moltes més. Hem fet tot allò que estava en els objectius de la Fundació, en el camp de la ciència, en el camp de fomentar, ajudar, de promoure la cultura. Hem convertit Castellet en un centre important des del punt de vista de la recerca i tot això és per nosaltres molt apassionant. El que passa és que sabem que ens queda encara molt per fer i, per tant, avui és el dia de ratificar el nostre compromís amb la societat de que Abertis sabrà estar a l'altura de la seva responsabilitat. Grazie alla ratifica del suo impegno con la società, la Fondazione Abertis può affrontare ambiziosi progetti. Il Consiglio Scientifico, recentemente costituito, si occuperà di valutare la qualità delle ricerche presentate nel nuovo programma di promozione della ricerca. Le prossime mosse del programma di sicurezza stradale focalizzeranno la loro attenzione sui conducenti giovani. L'apertura di sedi stabili a Parigi e a Roma, inoltre, favorirà il processo di internazionalizzazione della Fondazione Abertis, giacché la Fondazione aspira a esportare la sua attività in tutti i paesi in cui il gruppo è presente.